Flavescenza Dorata 2023, oggi in campo Giuseppe Boato per quanto riguarda Grifondo Mutualistico e Luana Marcon per quanto riguarda la Regione Veneto. Ecco, ci troviamo in campo perché? Perché la Regione Veneto ha deciso di avviare un'attività di monitoraggio della presenza della flavescenza dorata, quindi il numero di piante sintomatiche all'interno del nostro territorio regionale e con questo coordinamento da parte della Regione con Agrifondo Mutualistico andremo in campo proprio alla ricerca e alla conta statistica di questa problematica. La Regione ha messo a disposizione un'applicazione digitale disponibile su tutti i telefoni, quindi sia per quanto riguarda l'Android che iOS, e sono stati selezionati dei tecnici formati appositamente per fare questa attività. Il tecnico va in questo appezzamento che è stato appunto preso a campione precedentemente, quindi va effettivamente in campo, verifica la presenza della malattia utilizzando questa applicazione dove ha la possibilità di selezionare la quantità di piante malate, se ci sono barbatelle, se ci sono fallanze ed è in grado anche di essere traccato, diciamo, quindi con un GPS per verificare effettivamente dove io sto facendo il monitoraggio. Ovviamente gli appezzamenti sono in una quantità importante, Circa 3.000 appezzamenti. 3.000 appezzamenti, perfetto. I tecnici caricati nei prossimi mesi già hanno iniziato, andranno a vederli tutti. Ci vediamo in campo, ancora grazie a tutti da Agrifondo Mutualistico e la Regione Veneto, a presto.